È molto bello sapere, mentre sono in missione in Spagna per impegni accademici, che l'Accademia Euromediterranea delle Arti, presieduta da Maria Teresa Prestigiacomo, per il secondo anno mi ha attribuito, un grazie speciale alla giuria, il primo premio per un articolo in cui parlo dell'appello del Papa ad utilizzare l'intelligenza artificiale per fare del bene e non per uccidere. Quindi l'intelligenza artificiale come arma per la pace e non come arma per uccidere bambini, anziani, persone inermi che in questo momento sia in Ucraina che sulla striscia di Gaza perdono la vita grazie anche all'utilizzo delle nuove tecnologie. Tutto questo è inaccettabile e rende l'uomo meno umano, disumanizza la nostra società e quindi ricevere un premio per la pace in questo momento in cui si continua a combattere, in cui ogni giorno nella nostra quotidianità noi facciamo delle battaglie l'uno contro l'altro, armati, perché vogliamo prevalere, sicuramente è qualcosa che mi riempie di gioia perché vuol dire che la giuria ha riconosciuto il merito di un messaggio che ha una valenza importante, che ha degli elementi valoriali che possono essere incisivi nella nostra società. Quindi io ringrazio la giuria, ma soprattutto ritengo che questo premio debba essere dedicato a tutte quelle persone che in nome di una guerra che non ha senso hanno perso la vita. Noi abbiamo bisogno di pace, abbiamo bisogno di essere noi stessi, abbiamo bisogno di rispettare gli altri. Viva la pace!